È iniziato il 25esimo campionato del mondo derivati di serie, ovvero la Superbike. Team e piloti Superbike 2012 sono scesi in pista per il primo appuntamento del calendario sul circuito di Phillip Island a Melbourne per il Gran Premio d'Australia. Max Biaggi con l'Aprilia ha vinto gara 1 precedendo Marco Melandri su BMW. In gara 2 il pilota capitalino si è piazzato secondo alle spalle dello spagnolo Carlos Checa su Ducati. Ora Max Biaggi guida la classifica del campionato Superbike con 45 punti davanti a Melandri che ne ha 30. A Phillip Island Mark Hutchinson alla guida della moto del team Grillini di Mercatale di Ozzano Emilia in gara 1 ha tagliato traguardo al 18° posto a meno di 3 secondi dalla zona punti, mentre in gara 2 al secondo giro il canguro del team Grillini è uscito di pista cadendo senza poter riprendere la gara. Sono terminati giovedì 1 marzo i secondi test sulla pista di Sepang in Malaysia per Valentino Rossi e tutti i protagonisti della MotoGP. Il campione di Tavuglia, che nei giorni scorsi ha rimosso l'ultimo chiodo alla gamba destra che era stato messo per fissare la frattura rimediata sul Mugello nel 2010, ha potuto provare la Ducati per verificare se il lavoro fatto fino ad oggi è ottimale. In pista era schierato anche il folto squadrone Honda che tra piloti ufficiali privati schiera ben 4 moto. Il più temibile fra tutti è certamente il campione del mondo in carica Casey Stoner, allietato dalla nascita della figlia Alessandra, che ha visto la luce nello stesso giorno in cui compie gli anni Valentino Rossi, esattamente il 16 febbraio. Un fine settimana veramente particolare per i 3 migliori piloti under 25 del Challangside Race Day Ronde Terra, un premio speciale per dare la possibilità ai piloti più giovani del Challenge di fare esperienza di guida su neve e ghiaccio. Nicolò Marchioro, Loris Baldacci e Matteo Buda, che si sono meglio piazzati nella classifica assoluta del Challenge dopo le 3 gare del Ronde Balcone delle Marche, Prealpi Master Show e Ronde della Val d'Orcia, hanno passato un fine settimana a Livigno seguiti e consigliati da uno specialista della guida su ghiaccio come Gigi Galli. I 3 piloti Race Day hanno potuto esercitarsi anche con Oliviero Bormolini, che gestisce il tracciato e la scuola guida della località sciistica lombarda. Per il lancio della 500 America, l'esclusiva edizione limitata in 500 esemplari ispirati allo stile USA, Fiat ha dato il via a Tweet Bid, un'attività online senza precedenti con la quale sarà possibile aggiudicarsi la vettura numero 1, contraddistinta da un badge sul montante esterno indicante il numero di serie 1/500 e il nickname di chi se la aggiudicherà a partire da €1, un pezzo da collezione imperdibile per gli appassionati di questo modello. Superato il 30° compleanno, la 2 giorni della Brianza in edizione 2012 si è proposta con il suo abito migliore e le sue prime vere giornate di primavera. 2 giorni di cielo terso e di un clima più che primaverile hanno accompagnato le fatiche dei 177 partenti, numero record dal 1990. Il record assoluto appartiene all'edizione 1989 con 293 iscritti. L'edizione 2012 verrà ricordata, oltre che per il trentennale, anche per le altre novità: la partenza della prestatissimo Stendhal Sport Club di Oggiano e la conquista della titolazione per il campionato italiano, ed è stato appunto un pilota italiano che si è imposto, il piemontese Daniele Maurino, che al suo esordio con la Ossa ha monopolizzato i 2 giorni di gara. Per questa coppiata è arrivata la prima gara in tutti i sensi, perché né il pilota delle Fiamme Oro né la marca spagnola avevano mai vinto in Brianza. Nel terzo trimestre dell'esercizio, dal 1 ottobre al 31 dicembre 2011, il risultato operativo consolidato di Suzuki Motor Corporation ha registrato un calo rispetto all'esercizio precedente. Il fatturato consolidato dei primi 9 mesi dell'esercizio sociale è diminuito del 6,7% rispetto al periodo dell'esercizio precedente. La diminuzione è conseguenza dell'impatto determinato dal terremoto che ha colpito l'est del Giappone, delle fluttuazioni del tasso di cambio a seguito dell'apprezzamento dello yen e del calo delle vendite in India. Nel settore automobili, il numero di unità vendute sul mercato giapponese è diminuito rispetto al pari periodo dell'esercizio sociale precedente. Per quanto riguarda i mercati d'oltreoceano, le vendite di auto in Asia
Asia, Europa e Nord America sono diminuite rispetto al pari periodo dell'esercizio sociale precedente a causa appunto dell'apprezzamento dello yen e delle diminuzioni di vendite in India.